Ciao tifoso azzurri, benvenuto nel canale Notizie Napoli Calcio. Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perderti nessuna notizia dal club più grande d'Italia. Infortunio Kim. Prime notizie sul problema del difensore del Napoli. Il difensore sudcoreano è stato costretto a lasciare il terreno da gioco nel corso del secondo tempo di Napoli-Atalanta. Campanello d'allarme in casa Napoli. Nel corso del secondo tempo della gara contro l'Atalanta Kim si è accasciato al suolo. Pronto l'intervento dello staff medico della compagine azzurra che si è sincerato delle condizioni del calciatore. Dopo un breve colloquio si è decisi di effettuare una sostituzione. Al suo posto è entrato Kwon Jesus, mentre il difensore sudcoreano, evidentemente sconfortato, si è diretto verso la panchina accompagnato da uno dei sanitari del Napoli. Primi aggiornamenti sull'infortunio. Stando a quanto riferito da DAZN, il difensore del Napoli lamenta un problema al polpaccio destro. Gli è stata applicata una borsa del ghiaccio per tamponare l'infiammazione. Si tratta dello stesso problema che gli è occorso dopo la gara contro l'Uruguay ai mondiali in Qatar disputata con la maglia della Corea del Sud. A fine gara però Luciano Spalletti ha tranquillizzato tutti. Kim domani si dovrebbe allenare. Gli ho detto di non fare scherzi. La situazione non sembra essere preoccupante. Poco dopo è arrivato il comunicato della SSC Napoli. Tifosi azzurri, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche perché in qualsiasi momento vi aggiornerò con le ultime notizie dal club più grande d'Italia. Forza Napoli sempre!